Benvenuti tifosi del Napoli. Lascia il tuo like al video e iscriviti al canale per essere sempre aggiornati sulle ultime notizie del nostro club del preferito. Andiamo al video. Il Como ha ottenuto oggi una vittoria per 2-0 sulla Fiorentina e Cesc Fabregas ha dichiarato che il suo messaggio ai giocatori non è cambiato, nonostante le 3 sconfitte consecutive prima della partita. Grazie ai gol di Nico Paz e Hassane Diao, il Como ha conquistato 3 punti a Firenze, consentendo agli azzurri di salire di 5 punti sopra la zona retrocessione. Tutti vogliono vincere. Siamo parte di un progetto che sta prendendo forma. Abbiamo cambiato molti giocatori da gennaio scorso. Tatticamente, dobbiamo alzare molto il livello e fare prestazioni come quelle di oggi, ha detto Fabregas a DAZN tramite TMV. Questa è stata una vittoria importante e dobbiamo continuare a crescere e mantenere la costanza nelle nostre prestazioni. Nelle ultime partite abbiamo sempre giocato la nostra partita, tranne nel primo tempo contro il Bologna, e l'ho detto anche pubblicamente. Abbiamo perso 3 partite di fila e il mio messaggio rimane lo stesso, ha continuato lo spagnolo. Che sia contro la Juve o la Fiorentina, l'idea è la stessa. Oggi abbiamo giocato una partita un po' più frammentata, che è ciò che ci è mancato nelle ultime partite. Siamo giovani e dobbiamo continuare a crescere. Sono felice per loro. Sono giocatori coraggiosi e con molta personalità. Diao è arrivato al Como dal Betis a gennaio e ha già segnato 3 gol. È un giocatore con forza, fame e mentalità, ha ammesso Fabregas. Siamo qui per aiutare lui e gli altri a crescere, e questo mi piace. Lui vuole sempre la palla e attacca dal profondo, cosa che ci è mancata la scorsa stagione. Ne sono felice. Oggi ha giocato più dentro il campo e questa rotazione ha creato problemi alla Fiorentina. Non dovremmo concentrarci sul nome dei nostri avversari. Dobbiamo guadagnare punti, giocare bene e dare il massimo. Quando giochi così, alla fine il calcio ti premia. Cercheremo di continuare. Prossima partita contro il Napoli? Non è necessario guardare il nome della squadra contro cui stai giocando. Nelle ultime partite abbiamo giocato contro squadre che sono tra le prime 10. Cosa ne pensate, tifosi napolitani? Pensate che lotteremo per il titolo? O no? Lascia un commento sul video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!